Credo che le sedi più opportune per i processi siano i tribunali. Pregherei pertanto di capire che questa è una vicenda umana drammatica, stanno soffrendo tantissimo e di tantissimo dolore tantissime persone, comprese dei minori. Io ovviamente, al di là del segreto professionale, ritengo che sia sacrosanto il diritto di difesa per ciascuno di noi e Eric ha diritto alla miglior difesa ed è questo quello che noi vogliamo garantirgli. Sono le uniche parole della legale di Eric Zorzi, l'avvocata di Mestre che ora lo difende. L'uomo dal carcere si dichiara innocente e cerca di dare spiegazioni, ma l'audio che ha registrato il telefono della moglie Nicoletta Rotaru lo incastra. Pesano poi numerosi precedenti di liti violente con l'ex compagna e il suo atteggiamento geloso e possessivo conosciuto da molti. Prima dell'alba del 2 agosto 2023 i carabinieri infatti erano già stati altre 7 volte nelle abitazioni di via Rocca Pendice a Monte Ortone, dove è morta Nicoletta Rotaru, chiamati dai vicini che sentivano le urla della donna durante i litigi con il marito Eric Zorzi, accusato di averla uccisa strangolandola con una cintura e poi di averne simulato il suicidio. I carabinieri più volte erano venuti qui in questa abitazione. Personalmente ho visto 2 volte. Una volta la macchina è stata praticamente tutto il giorno. Un crescendo di tensioni e violenza negli ultimi 2 anni, ma che durava da molto di più. Eric Zorzi era geloso, aveva ostacolato anche l'impegno in politica della moglie nel 2017. Ad inizio del 2023 la separazione e nel marzo dello stesso anno Zorzi avrebbe dovuto lasciare la casa coniugale, provvedimento mai rispettato. Nicoletta si doveva poi trasferire nell'alloggio vicino, ma lui lo aveva reso inagibile distruggendo le stanze. Secondo le testimonianze dei conoscenti, Zorzi avrebbe picchiato anche le figlie minori e Nicoletta aveva confidato la preoccupazione di venire uccisa e di voler far testamento per tutelare le 2 figlie per non lasciarle da sole con il padre se le fosse successo qualcosa, come effettivamente poi è accaduto. Il calvario di Nicoletta è durato mesi, finalmente la donna stava iniziando a vedere la luce fuori dal tunnel, aveva una relazione con un uomo e stava per firmare un contratto a tempo indeterminato. 3 giorni dopo sarebbe dovuta partire per una vacanza con le 2 figlie in Toscana. Quella sera del 1 agosto 2023 era uscita proprio con il nuovo compagno e questo ha scatenato l'ennesima lite sfociata nel suo omicidio. Nell'audio di oltre 2 ore la lite, le urla, il tentativo dell'uomo di avere un rapporto con l'ex moglie e poi le parole di Nicoletta. Eric, ti prego smettila. Sono circa le 4:20 del mattino. Il respiro della donna si fa sempre più flebile, poi il rumore di qualcosa che viene trascinato e dei lavori per smontare e rimontare la porta del bagno. Nella stanza accanto alle 2 figlie, la più grande ha sentito le urla della madre e del padre e si chiude in camera. Per mesi l'uomo ordina alle bambine di non dire nulla del litigio di quella sera, ma ascoltata in sede protetta dagli investigatori, la tredicenne conferma la lite.